Intanto ringrazio i presentatori di questa mozione e chiedo, se possibile, di aggiungere la firma di tutto il nostro gruppo a questa mozione che pone una questione politica di rilevanza mondiale, direi. Tanto vorrei anche rivendicare il fatto che per primo il Movimento 5 Stelle ha sollevato a livello parlamentare già nel maggio dello scorso anno con un ordine del giorno e poi a febbraio con una mozione che è stata approvata nel mese di marzo e con una proposta di legge depositata il 26 marzo, il tema delle restrizioni derivanti dal diritto di proprietà intellettuale, compresi i brevetti, quindi riguardanti anche farmaci che ostacolano l'accessibilità nella distribuzione dei vaccini o i trattamenti contro il Covid. Problema, come dice il presidente Draghi, che c'è uno sbilanciamento tra la posizione delle grandi case farmaceutiche che hanno ricevuto importanti sovvenzioni governative e quello dei paesi poveri del mondo che non hanno accesso ai vaccini. E come ha detto qualcuno, o ne usciamo tutti assieme o non ne usciamo proprio, perché al di là anche del tema delle varianti, abbiamo visto anche noi la scorsa estate, quando sono calati in maniera praticamente totale i nuovi contagi influenza Giulia, con la mobilità, con i viaggi all'estero, con i ritorni in patria, magari di qualche persona straniera che lavora da noi, non ci vuole niente per far ripartire il discorso dei contagi. Oggi abbiamo uno strumento in più, uno strumento che ci può portare di nuovo alla normalità, che sono i vaccini, ma bisogna garantire, quello che vogliamo perseguire e mettere in pratica il principio del vaccino come bene comune globale da garantire a tutti i cittadini. Voglio ricordare infine le parole di Papa Francesco, che dice che bisogna impedire che il virus dell'individualismo vinca e ci renda indifferenti alla sofferenza degli altri, mettendo la legge del mercato e dei brevetti al di sopra della salute dell'umanità. Naturalmente non è necessario solo la sospensione dei brevetti, bisogna anche investire in trasferimento tecnologico, ci sono molte altre azioni che bisogna fare, come individuare siti di produzione per arrivare anche a una autonomia di produzione. Penso per i paesi che sono in grado, che hanno le competenze e anche le conoscenze tecnologiche per farlo, ma come i paesi europei, ma anche nei paesi poveri, dove bisogna in qualche maniera sostenere in maniera importante anche la diffusione delle vaccinazioni. E quindi ringrazio i presentatori di questa mozione che ci vede pienamente d'accordo. Grazie.